Il primo giorno di Berlusconi da decaduto è anche il giorno in cui esplode il dibattito in rete, ma non solo, e non solo in Italia. I quotidiani di tutto il mondo hanno dedicato un grande spazio al defenestramento del Senato. Il Veneto non fa eccezione e i suoi fedelissimi eletti nella nostra regione, come Giancarlo Galan e la Casellati, hanno sfogato la loro ira. Oltretutto ora c'è l'incubo dell'arresto. Galan ha dichiarato che la sua decadenza è peggio di una colossale cazzata e la Casellati, in lutto, ha cercato fino all'ultimo di ottenere il voto segreto inutilmente. Per Elisabetta Gardini da Strasburgo non è stato tutelato il leader dell'opposizione. Momento triste per la democrazia, dice. E qui sta il punto. Berlusconi è stato un grande statista oppure no? E soprattutto è uno che si è fatto sempre beffe della legge, potendo contare su un esercito di avvocati e con un pelo nello stomaco da vendere oppure no? Sembra questo il tormentone per chi ha ancora voglia di considerare Berlusconi come un politico. Tra tutti gli altri, quelli che non gravitano attorno agli ambienti politici, e sono purtroppo per lui la maggioranza, c'è soltanto tanta stanchezza e ironia. Su Twitter e su Facebook le battute si sprecano, stimolate anche dall'ultima uscita della sua compagna, la Pascale, che chiede addirittura l'intervento del Papa, lo stesso Papa che parla soltanto ai poveri e accusa i ricchi di averne decretato la povertà. E Berlusconi non è tra i più indigenti. Molto divertente anche la battuta su Berlusconi del grande Checco Zalone, che paragonato da Brunetta a Berlusconi per le sue opinioni disincantate sui comunisti ha risposto: non è vero che sono uguale a lui, io faccio ridere soltanto in Italia.